Buonasera, ben ritrovati, Palazzetto dello Sport di Cavezzo. Torna il grande futsal, si affrontano i padroni di casa, i Leoni della Ghirlandina e Mestre Fenice Calcio a 5. Buonasera da Lorenzo Poliselli e da Gabriele Picchiarri. Gabri, Modena che è un po' in emergenza, ci sono delle assenze di cui un paio particolarmente pesanti, come quella di Martinez e quella di Amarante, nonostante ciò reduce da una prestazione in casa della capolista Mantova con una sconfitta di misura. Quindi insomma, che cosa può dirci questa prestazione? Ma come aveva accennato mister Nunzio-Checa in fase di conferenza stampa pre-partita, Lorenzo, sicuramente si stanno cercando di trovare i meccanismi giusti in questa ruota che gira, chiaramente deve continuare a girare perché il campionato è molto equilibrato. Chiaro che adesso il Modena Cavezzo quest'oggi affronterà una delle squadre candidate al salto di categoria, come ha ribadito mister Nunzio-Checa in fase di conferenza stampa pre-partita, e non sarà facile, però sicuramente i gialloblu proveranno a dare il massimo quest'oggi, ripeto, contro un avversario davvero molto ostico. Sì, un avversario molto molto ostico, e diciamo che era un po' quello che ci si poteva aspettare. Io quando in conferenza stampa ho detto che non me li aspettavo fin da subito così in alto, è perché c'è sempre un'incognita quando si fanno questo tipo di fusioni, no? Si è unita da una parte tanta competenza, che è quella della Fenice Venezia Mestre, dall'altra parte Mestre invece ha portato sicuramente una disponibilità di investimento maggiore, no? Ovviamente, quindi era la cosa giusta, perché le due condividevano palazzetto, spogliatoio, avere due squadre della stessa categoria a Mestre, diciamo che non è proprio Milano, ok, mettiamola così, insomma tanto di cappello a loro. Davanti c'è un Modena Cavezzo che oggi deve essere coraggioso, lo sarà sicuramente, e vediamo che cosa invece dall'altra parte Mestre riuscirà a mettere in campo, perché insomma c'è da fare la rincorsa contro una signora squadra che è Mantova. Assolutamente d'accordo con te, Lorenzo, un plauso alla dirigenza veneta chiaramente per programmazione, lungimiranza e anche, come dici tu, la disponibilità economica non indifferente. Dovrà buttare il cuore oltre l'ostacolo oggi il Modena Cavezzo per sperare che basti, no? Perché poi comunque, voglio dire, dal punto di vista tecnico parliamo, ripeto, di una squadra molto importante che è Mestre Fenice. Subito un tentativo che però non va a destinazione. Siamo live sul profilo, sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Il primo duello tra Maltauro e Aieta, che deve sostituire l'uomo che in questo caso alle mie spalle, ovvero il capitano Cristian Amarante, ancora alle prese con guai muscolari che non gli hanno permesso di prendere parte al match. Modena che non vince in casa, ahimè, dalla prima giornata di campionato, quella 2-0 contro il fanalino di coda di questo girone, Verona. Sì, può sembrare un paradosso, Lorenzo, l'ultima vittoria contro la CDM Futsal, che sarebbe dovuta essere in casa ma in realtà in casa non è stata. Esatto. E manca dalla prima giornata la vittoria casalinga. Buone prestazioni ci sono state, come ha confermato il mister, però troppo spesso sono mancati degli elementi importanti per far sì di giocarsela alla pari un po' di tutte le altre. Assolutamente. Intanto Pires, non abbiamo ancora parlato, ma lui è l'ex indiziato. Mamma mia, Pires, la prima accelerazione, Maltauro, c'è Pires, poi va sul sinistro, il numero 9, la pisata per un uomo che non c'è invece Ben Saad. Campo vuole ricevere il pallone dal 13, che se lo ritrova un po' tra i piedi, insomma, e quindi decide di mettere fuori. Tanto Pires, stop and go, pronti via, Aieta. Sì, diciamo che ha uno sprint davvero formidabile, lo conosciamo molto bene Gonzalo Pires, grande ex del match, no? 51 gol in 2 stagioni per lui con la maglia giallo-blu, la promozione della Serie B, i playoff conquistati sul campo, e stiamo parlando di un grande giocatore. Bebetigno, c'è Dudu Costa che anche con esperienza poi è bravo a prendere una rimessa laterale su Maltauro. C'è Campo, ecco Alessandro Campo, un altro dei temi da seguire perché deve ancora sbloccarsi in fase realizzativa. Qui c'è Dudu che viene messo giù, arriva un fischio con un attimo di ritardo, ma Dudu comunque guadagna una prima potenziale occasione del Modena Cavezzo. Bravissimo Dudu ad avanzare con la suola, a far fuori il suo diretto concorrente. Qua ti dico la verità, Lorenzo, forse il cartellino giallo non è stato estratto solo perché il match è iniziato da 1 minuto e 30. Seguiamo il calcio di punizione, ecco, per un Modena Cavezzo che oggi è con le rotazioni ridotte un po' all'osso, non c'è neanche Blasi, per lui stagione finita, bruttissimo infortunio in allenamento al tratto tibiale.
c'è da fare di necessità virtù. Vediamo se questo calcio di punizione può essere l'occasione. Dudu va in porta di Edoardo, bravissimo, senza particolari patemi, il numero 1 di Mestre Fenice. Sì, la prima occasione del match è di targa emiliana. Dudu su punizione ha provato ad impensierire la retroguardia veneta, molto bravo di Edoardo a dire di no. Aieta, bello il pallone messo giù da Ben Saad, che poi deve andare a calciare su Vailati, ma già lo stop è di pregevole fattura. Ovviamente bisognava proseguire, no, nella sortita offensiva. Maltauro, c'è Aieta, c'è un mismatch fisico importantissimo in questo caso per il numero 9 in maglia arancionera. Aieta finché non rientra Amarante dorme abbastanza male la notte, non mangia il pollo con le mani. Non mangia il pollo con le mani come Rachmani. E d'altra parte l'abbiamo visto anche nell'ultimo match contro Leonardo, con l'assenza diciamo più o meno forzata di Amarante, questa squadra ha dovuto cambiare, no? Il segmento tattico, la sua ideologia di gioco diciamo basilare iniziale. Certo che un cliente come Maltauro già è difficile da affrontarlo nonostante in condizioni normali, nonostante tu possa essere atleticamente e fisicamente così prestante. Poi sta parlando di un giocatore secondo me di categoria superiore, anche perché Lorenzo alla fine è ancora molto giovane, in classe 99. Questo già ha segnato Caterbi. Ti ringrazio Gabriel, anche sono in classe 99, mi hai dato del molto giovane. Pires va col sinistro da Maltauro, poi lascia lì per Pires. Giunigno, ecco, io la butto lì, secondo me Giunigno ha qualcosa da dimostrare anche oggi. Io non l'ho visto particolarmente brillante, anche a Mantova in occasione dei gol, in un paio almeno si poteva fare qualcosa di più. Pires va a calciare, Giunigno, Maltauro viene strattonato, infatti si lamentano quelli di Mestre Fenice. Aieta si va dall'altra parte per Ben Saad, bravissimo Aieta col piede debole a mettere questa palla sul secondo palo, non semplice. Io comprendo le proteste di Mestre Fenice, perché Maltauro è rovesciata, la maglia l'ho vista allungare. Ma guarda, lì di esperienza è stato bravo il difensore dei gialloblu a provare a togliere dalla disponibilità del calciatore quella palla che era davvero sanguinosa. Molto bravo Giunigno in 2 interventi, e come dicevi in precedenza Lorenzo, in queste situazioni un portiere di questo spessore, di questa caratura e di questa esperienza è chiaro che deve in certi casi poter tenere la squadra e metterla al riparo da situazioni che poi possono diventare molto importanti in negativo. Ora, non fraintendetemi, io non voglio che il problema è proprio anche strutturale, no, del certo. Cavezzo, però diciamo che proprio nelle circostanze dei gol, secondo me a Mantova Aieta sul secondo palo c'era appostato Dudu, va a campo a calciare Dudu, ci mette la testa Dudu, 1-0 Modena Cavezzo. Mamma mia, Dudu Costa è pazzesco, non so spiegarmelo, ha trasformato una palla vagante in gol, riesce a segnare anche così. No, però, ma è fiuto, e io ti dico, quando ti dico è il Pippo Inzaghi del calcio a 5, a volte mi sembra un giocatore straordinario. Molto bravo il Modena Cavezzo in questo avvio, bravo Campo a mettere in mezzo questo pallone, se vogliamo sporco. Dudu Costa, che dire, ha terminato gli oggettivi. Attenzione ancora a campo, c'è Dudu che potrebbe andare col sinistro, tallonato dal suo ex compagno. Campo a terra, Dudu che si lamenta con il direttore di gara, poi incomprensione, misunderstanding tra Edoardo e Pires che voleva un pallone diverso. È vero, sono scesi in campo con il fuoco negli occhi, ragazzi, di mister Nunzio Checa. Fino adesso Lorenzo, stiamo assistendo ad una bella partita, contiamo già un paio di occasioni. Attenzione Ben Saad, vediamo se mette giù questo pallone, ce la fa, c'è Campo che si avvicina, poi bisogna andare indietro a Dudu Costa, bravo il Modena in stile rugbyistico, no, a prendere metri, a prendere campo Dudu. Sì, questa è una partita dove i ragazzi di mister Nunzio Checa, no, giocano molto anche sul carattere, secondo me dovranno giocarla molto anche dal punto di vista caratteriale, a cercare di ottemperare a quelle che sono state le mancanze
anche magari nelle partite precedenti dove, ripeto, dal punto di vista emotivo hanno acquistato troppo magari di subire una volta subiti i gol. Dudu, vediamo se punta, lo fa. Calcia, attenzione, Diodoardo fa una cosa quasi assimilabile ad un gol perché c'era tutto solo sul secondo palo, Aieta che doveva soltanto mettere il piedino, quindi Diodoardo provvidenziale. Davvero provvidenziale Diodoardo nell'occasione precedente, sale con i giri del motore il Modena Cavezzo. Comunque oggi secondo me potrà essere una buona occasione anche per Aieta, mentre qua c'è un fallo su Akram Bensad. Sì, perché era riuscito a mettere bene il corpo, qualora non ci fosse stato il fallo di Maltauro era riuscito a fare perno, no? Bensad, bravo, molto bravo, avversario, e quindi poi sarebbe spalancata la porta di Diodoardo. Sì, molto bravo sia Bensad, bravo anche a livello di esperienza Maltauro, perché l'ha fermato. È un fallo intelligente, sì, intelligentissimo, perché insomma poi se no va in porta, è 1 contro 0. Il classico cartellino giallo ben speso, no? Esatto. E ti dicevo, secondo me oggi sarà una partita importante anche tatticamente per Aieta, perché oggi secondo me potrà dimostrare in quello che è il suo naturale, secondo il mio punto di vista, il ruolo del campo. Mismatch molto importante, vediamo. Per te Aieta è un ultimo. Sì, secondo me ha queste caratteristiche qua. Vediamo intanto se trova la porta. C'è Aieta che calcia Diodoardo. La parata del portiere di Mestre Felice. Tanto cambio. Dalla panchina di Mestre Felice si alzano Mazzon, Moscoso, Chapeau. Insomma, non gli ultimi arrivati. Campo, c'è Giunigno. Si muove ancora Campo, si alza però Giunigno senza paura. Attacca adesso in 5 il Modena Cavezzo. Nessuno che va a pressare Giunigno, che poi torna da Dudu Costa. Vorrebbe andare da Campo, ma tallonato da Pires. Era entrato un Matarese per Bensad, questione di attimi. Dentro Moscoso proprio il cambio. Bebetigno non guarda Pires, su di lui c'è Campo che gli lascia un po' di spazio. Guarda, attenzione a Pires adesso. Vediamo questa ricezione. Mazzon per Moscoso, attenzione. Rimessa laterale. Dudu è chiamato a un dispendio energetico che quando sono passati 6 minuti, quasi 6 minuti, 5 e mezzo, può ancora fare. Vediamo un po' nel corso di tutta la gara. Mazzon, Pires. Dovrà essere bravo oggi il Modena Cavezzo, secondo me, a non farsi schiacciare perennemente nella propria metà campo, perché altrimenti poi diventa molto pericolosa. In un modo o nell'altro deve provare a trovare le soluzioni giuste, come in questo caso, provare a cercare di saltare l'uomo, a cercare di guadagnare ossigeno, no? Per provare anche poi eventualmente a trovare un pertugio giusto, magari in una spiraglio di mancanza di concentrazione da parte degli avversari. Aieta, vicino a lui Campo, è entrato anche Lozano che ha fatto la sua figura a Mantova, assolutamente, insomma tra i più positivi Tommy Lozano. Eccolo, stoppa il pallone, lo lascia lì per Campo, poi Aieta, si muove bene il Modena Cavezzo. Va a alzare il pallone Aieta per Bensad, poi Mazzon quasi con un miracolo riesce a tenere in campo. La rimessa laterale è per il Modena Cavezzo, cambio dentro, Matarese fuori campo. Una buona personalità mostrata fino adesso dalla squadra di mister Nunzio che ripetiamo in un match molto difficile, non voglio essere ripetitivo. Giunigno, vediamo se può calciare, c'è Bensad, lo fa lui! Bravo ancora di Edoardo, bravo, anche se stilisticamente non perfetto, ha tolto questa palla dallo specchio della porta. Calcio d'angolo a favore del Modena Cavezzo, che va detto è successa già una cosa inusuale, no? È partito in vantaggio il Modena Cavezzo, che non succede spesso. Matarese sul secondo palo, Aieta non riesce ad arrivare. Palla che viene fatta viaggiare, non arriva sul pallone Bebetigno. Pronto a entrare in campo anche Barnaba Bui, lui che è nel giro della nazionale, che lo è stato nel giro nazionale Under 19, è stato parte.
Bella l'idea di Juninho in questo caso. Edoardo lungo, Bebetigno, mamma mia, la colla, l'attack sul piede di Bebetigno. Palla in mezzo, non può arrivare, c'è Moscoso da ultimo che deve... Guarda che pressione che fanno adesso i giocatori gialloblu. Lorenzo cercano proprio di non dare possibilità ai veneti di ragionare. No, guarda, mi dispiace proprio tantissimo di questa cosa perché il Modena è costruito per fare un gioco dove ti servono rotazioni. Se tu non ce le hai, attenzione. Ha toccato Matarese? No, è rimessa dal fondo. è per quello che diciamo, Lorenzo, in troppe occasioni, no, come giustamente sottolineato dal mister nella conferenza stampa che hai redetto qualche giorno fa, ha spiegato, ha voluto sottolineare il fatto che non sempre, per usare un eufemismo, hanno avuto tutti i giocatori a disposizione. Questo è un peccato però, perché magari il volto quantomeno della classifica sarebbe potuto essere diverso. Esatto, con un po' meno patemi. Vediamo se Lozano può ricevere questo pallone. No, va a calciare Dudu da distanza siderale, e anche questo serve in una partita come questa. Bebetigno, Crescenzo, Mazzon e Bui. Io continuo a sostenere, cioè, Bui 2004, 20 anni, guarda che comunque strutturato, pronto, mamma mia. Dudu Non fa sconti, no, non fa sconti a nulla. La classica situazione dove lancia un messaggio. Certo, assolutamente. Infatti serve proprio questo in una partita del genere, perché col carattere puoi cercare anche di risolvere alcune situazioni che magari dal punto di vista tecnico ti vedono in svantaggio, no? Guarda, come in questo momento legge bene l'azione e guadagna anche il fallo. No, rimessa laterale per no. la Fenice. Io ero convinto che invece avesse toccato il pallone per ultimo Bui. Pronto Cuomo che ha fatto gol contro Mantova, se ne è divorato uno che secondo me era più facile segnare che sbagliare. Ma bravissimo loro. Mamma mia, Juninho bravissimo in due circostanze, ottimi riflessi. Attenzione, Juninho penso che si sia fatto male alla mano. Si rialza. Non è scodellato per Mazzon che calcia, arriva Ben Saad che si immola, ancora rimessa laterale. Adesso il momentum della gara è a favore di Mestre Felice, che deve rimontare il gol di svantaggio segnato da Dudu Costa. Bui, Mazzon, Bebetigno, Moscoso, Lorenzo. Insomma, non sono proprio dei giocatori qualunque. Allora, io posso essere d'accordo col fischio. L'arbitro deve essere bravo a non farsi scappare queste situazioni dalle mani, no? Dicevo, posso essere d'accordo col fischio di fallo su Ben Saad, però allora su ogni palla che viene scaricata adesso bisogna fischiare. Cioè, a me va bene questo metro se poi su ogni palla che tu scarichi e vai via, questa è una cosa che succede sempre, sempre. Per me non ha senso di esistere questo, per me questo fallo. Per me se da ora in avanti ogni situazione del genere viene fischiata, io sono completamente d'accordo. Ma sapevo benissimo che non sarà così. No, certo, perché è impossibile, però è un metro impostato. Bui va a calciare col sinistro, altissimo. Il tiro di Banana Bui, cambi dentro Matarese e Cuomo insieme a Dudu e Lozano. Allora, Dudu oggi, al di là di conoscere le sue caratteristiche tecniche e anche, diciamo, di uomo spogliatoio, sta cercando di tenere la tensione alta per i suoi nel senso positivo. Dudu è proprio... È un traino. Chi è andato a prendere di mira, insomma, per cercare di fare il più giovane, l'unico under in questo momento in campo, e quindi sono anche quelle piccolezze, no? Rimessa laterale, Matarese. Difficile fare comunque. Mazzon si muove, Bui che non viene servito, Crescenzo alla sua destra, Bui che riceve adesso, stop and go, Matarese recupera il pallone, c'è Cuomo, Matarese ancora su Crescenzo, mette lì per Cuomo, Matarese di Odoardo. Matarese in versione egoista, possiamo definirlo. L'ha messa bene per Cuomo, che forse un attimo prima, però forse ha peccato anche un po' di cattiveria. Cuomo. Sì. Va dentro di Odoardo in rimessa laterale, chiama lo schema
ai suoi giovani compagni. Cuomo, Lozano, Matarese e Dudu Costa. Juninho. Vuole saltare tutti Dudu. Prova a darci, comunque si vede, quando sta bene si vede. Ci sono le squadre B, no? Nel calcio a 11, Lorenzo. Questa possiamo definire il Modena Cavezzo futuro? Sì, sì, sì. Modena Next Gen. Modena Next Gen, esatto. Come più ti aggrada. Ecco, questi sono palloni che non si devono perdere. No, però Matarese qua poi fa rientrare i suoi, insomma. Il Modena fa di necessità virtù, lo abbiamo detto. Intanto è ancora 1-0. Bui. Mazzon. Duduco. Oddio. Per un momento ho pensato che la palla si fermasse lì, ho detto vai. Sarebbe stato un trick assurdo. Crescenzo, che vuole andare dall'altra parte per Vailati. Molto bravo Lozano a non perdere di vista l'ottimo aggancio da parte di Vailati, che ormai andava in 1 contro Juninho. Molto bravo e concentrato il giovane laterale gialloblu. Mazzon va a calciare, Cuomo ha toccato, pallone che comunque sarebbe andato fuori. Si prepara ad entrare Gonzalo Pires oltre a Bebetigno. Contromossa anche di Mister Nunzucheka, che fa scaldare tra virgolette Ben Santo. Bui, la palla resta lì, attenzione a Mazzon che poi invece non è entrato benissimo in partita. Mazzon, polveri bagnate per lui, però sappiamo che questo è un giocatore che può farti un gol meraviglioso da un momento all'altro e poi magari paradossalmente anche sbagliarti questo stop. Io ti faccio una domanda adesso, Lorenzo. A 10 minuti dall'inizio del match, come interpreti la partita del Modena Cavezzo? Ancora una volta Ben Sadi, intanto qua secondo me poteva anche guadagnarsi un fallo. A rimanere a terra, avere quindi la peggio è Vailati, che adesso si rialza. La palla è stata messa in fallo laterale dai giocatori di Mestre Fenice. Credo che Dudu la andrà a restituire, ovviamente in rimessa dal fondo. Si riposiziona la retroguardia di Nunziokeka. Crescenzo, Bui, Pires non ha toccato Dudu, non c'è il calcio d'angolo. Adesso Modena che comunque ha 3 over in campo, quindi anche la possibilità di alleggerire, di allungare un po' il campo con Benzate che mette giù questo pallone, lo fa bene su Vailati, poi si combatte, Cuomo non riesce a tenere la sfera, Vailati, su di lui c'è Cuomo, tocca Dudu senza fallo, Benzate ancora tiene in campo il pallone, poi Pires, Vailati ancora, mamma mia Pires, e poi Aieta ci mette una pezza. Comunque Pires ha avuto la lucidità in quel momento di andare Ha una rapidità di esecuzione che ce l'hanno in pochi. Questo è chiaro, d'altronde stiamo parlando di un giocatore fortissimo e dalla caratteristica anche per struttura, no? che facilmente si possono immaginare. E questo è un giocatore che pensa e in un secondo ti esegue quello che appunto stava pensando fino a un secondo prima. Crescenzo, Vailati, Crescenzo ancora, si muovono, Bui che però lascia lì libero il pallone per Juninho, Ben Saad, troppo lungo il pallone dell'ex giocatore del Oba tra le altre. Dai noi! 9:07 da giocare, sempre 1-0 per il Modena Cavezzo. Decide il gol di testa segnato da Dudu. Pires, Dudu non può ricevere questo pallone, ma il Tauro calcia e questa è un'occasionissima per il Mestre Fenice. Il duello di fisico, ahimè, perso da Aieta contro il numero 9. Si dovrà avere 4 occhi a Aieta per cercare di trattenere il più possibile le offensività, no? di questo pivot che si presenta già per sé a livello di curriculum. Bebetigno
la possibilità di ricevere nuovamente il 21 che poi invece va dall'altra parte, si va da Pires, va ai lati, ancora tra le linee Pires, si preferisce Bebetigno, Pires può ricevere adesso questo pallone ma incespica su di esso e consente al Modena non solo di ottenere una rimessa dal fondo ma anche di chiamare un timeout. Siamo tornati in diretta dal Palazzetto dello Sport di Cavezzo, ancora 1-0 per i padroni di casa. Dudu la decide fino a questo momento. Campo, vediamo se va a servire Ben Saad, sì, che forse riesce a mettere giù il pallone, anzi no, bravo Bailati anche in questo caso a controllarlo. Bebetigno in rimessa laterale, serve Bailati, sempre di Edoardo in porta insieme a Pires, appunto il numero 6 Bailati, Bebetigno e Maltauro. Per il Modena Ben Saad, Campo, Dudu, Costa, Aieta, in porta c'è Giuninho. Vediamo se le indicazioni di mister appronteranno qualche modifica, no? A livello tattico nel match, così non sembra. Maltauro ancora spara alla porta, vediamo se si gira, c'è un po' di spazio per Bailati, ancora Maltauro, bravo Aieta, bravo Aieta a sinistro. Si stanno lamentando tanto per l'utilizzo delle mani da parte di Aieta, che d'altronde qualcosa deve rischiare, no? Altrimenti diventa notte fonda per lui. Qui ancora Ben Saad, è uno scontro maschio tra Ben Saad e Bailati, che insomma non si risparmia, va detto. Bebetigno, Modena basso in questo frangente, sa che deve arretrare un po'. Pires, Maltauro, la pisata per Bailati, mamma mia, il gol del Mestre Fenice, bella rete da parte di Bailati, chirurgico nella circostanza. Dudu non ha fatto in tempo a seguirlo nella sua scorribanda offensiva e quindi Mestre Fenice trova il pari quando mancano 7-12 da giocare. Davvero chirurgico il destro di Bailati, ottima la pisata di Maltauro nell'occasione precedente, mentre Ben Saad è andato a parlare con l'arbitro chiedendo lumi sul fallo non sanzionato nei confronti del numero 13 Emiliano. Sta di fatto che la rete di Bailati ristabilisce il pareggio. In campo anche Lozano per Dudu, Costa che, lo dicevo proprio all'inizio della telecronaca, no? È chiamato ad un lavoro difensivo di ampia portata in questo momento. Bebetigno calcia la deviazione di Ale Campo e quindi Modena che è ancora costretto a difendere, 6:47 da giocare, 1-1, ha pareggiato. Mestre Fenice. È chiaro che adesso i veneti stanno prendendo sempre più spazio e stanno cercando di forzare anche quelle che possono essere le giocate magari un po' più prevedibili. Scusami Gabriele, non ho ancora visto uno schema sul piazzato per il sinistro di Pires, mentre tipo noi ne abbiamo visti, attenzione, però anche questo non... No, non è uno schema, diciamo, che può chiamarsi, degno di essere chiamato tale, diciamo così, sì, noi li conosciamo bene. Mamma mia Lozano, ha ragione Campo, sì, Campo sì. È andato a memoria, però Ben Saad sì. Non può essere in due posti contemporaneamente, no, non ha ancora il potere dello sdoppiamento. No.
Vai là, di Bebetigno sul secondo palo, Maltauro male. Questo è un brutto gol preso dal Modena Cavezzo. Il rischio è sempre quello, perché il Modena Cavezzo l'ha dimostrato anche in altre circostanze, queste 1-2 no, queste 2 cegelate nel giro di pochissimi secondi. Probabilmente è quell'aspetto mentale che forse non riesce ancora ad assimilare del tutto, e sta di fatto che nel giro di 40 secondi ha preso 2 gol che dal vantaggio ti stanno portando allo svantaggio. Adesso recuperare, attenzione, altra palla persa, Pires, c'è Bailati, attenzione, l'onda arancio-nera, il fallo di campo, lo redarguisce verbalmente e basta il direttore di gara. Sì, diciamo che questo fallo, secondo me, racchiuso in questo fallo ci sta la tenacia di campo, no? Per cercare di dimostrare anche ai suoi che non bisogna abbassare la guardia, cioè non bisogna intristirsi troppo per questo doppio gol subito, ma cercare di trovare la soluzione giusta per provare a riprenderla questa partita. Però ti dico anche un'altra cosa, Gabri, il gol di Dudu io lo posso attribuire al discorso rotazioni, no, deve giocare tanti minuti, questo preso ultimo, cioè è un errore di concetto, quella palla non può passare tra Aieta, tra Juninho, cioè quella palla, quel gol non lo puoi prendere. No, sono d'accordo con te, Lorenzo, ma anche se giochi in 4 tutta la partita, cioè la linea di porta la devi difendere. Ma è che probabilmente è mancato proprio, come in altre circostanze, il posizionamento. Quando manca il posizionamento è chiaro che tu poi devi pregare per cercare di non subire sortite offensive del genere, perché se sbagli anche a posizionarti di qualche centimetro poi quelli bravi vengono fuori. Attenzione da Aieta che adesso può fare partire il pallone, adesso qui in cespica si va da Pires che tenta un gancio alla Kung Fu ma non riesce. La mia idea è che in una partita come questa Dudu Costa meno esce meglio è. Certo, purtroppo poi lo devi prendere nell'interezza, cioè lo devi prendere quando si inventa il gol di testa, lo devi prendere quando chiaro, al 50° scatto non segue ce la fa più, cioè e questa può essere comunque una soluzione, quella con Juninho. Lozano, bello cambio di gioco per Ben Saad che poi alza il pallone ancora su Maltauro, guadagna una rimessa laterale che per il Modena Cavezzo in questo momento è abbastanza ossigeno, visto che il Modena non si affaccia dalle parti di Odoardo da un bel po', Gabri. Sì, diciamo primo tempo diviso in 2 tranche, se così vogliamo definirlo, pre-time out e post-time out. Sì, post-time out solo Mestre Fenice. Juninho, Dudu Costa. Guarda come arretra adesso il Modena Cavezzo, rischiando tanto anche. Campo tocca e tocca soltanto Maltauro. Dentro Crescenzo per Maltauro, adesso Mestre Fenice che non dà punti di riferimento offensivi, attenzione, mamma mia Pires. Lozano qui si è giocato il bonus perché sì. Non so quante volte Lozano potrà resistere all'1 contro 1 di Pires. Ben Saad fa scorrere il pallone, poi Pires, è Campo il designato a stare sul numero 7. Bebetigno, serie di finte su Dudu Costa. Che sfida Bebetigno di Dudu Costa, Lorenzo. Moscoso, Bebetigno ancora, c'è Ben Saad su di lui, poi Moscoso. Bravo Lozano ancora una volta. Dentro anche Mazzon, fuori il campo, dentro Matarese, è quella un po' la staffetta, no? Per avere sempre comunque un mancino in campo. Matarese, stop and go, bravo Matarese a prendere spazio. Matarese ha già il secondo fallo. Eh sì, qua ha usato le mani, mi pare di aver visto Pires. Lorenzo un po' particolare, perché Matarese ha trovato lo spunto giusto, se non ho visto male anche con un tunnel. Molto bravo Matarese in banda destra a far fuori un avversario come Gonzalo Pires, che non è roba da tutti i giorni, ecco.
Calcio di punizione ancora per il Modena Cavezzo. Una posizione abbastanza simile alla rimessa laterale battuta non più tardi di qualche secondo fa. C'è Aieta sul pallone, vediamo se si andrà per una battuta o per uno schema. Intanto Aieta sul secondo palo di Edoardo. Gabri, tu fai così, ma io sono convinto che quella palla finiva dove c'è la Cavezzo. No, finiva esattamente tra la V e la E per essere Edoardo c'ha avuto però l'ha tenuta lì perché quella palla 99 su 100 mentre seguiamo Mazzone che la mette un riflesso spaventoso, no, ma la palla finiva. Non so quanto voluto sinceramente, ma è rimasta lì e Edoardo. ci sono anche episodi, no, che a volte se girano da una parte possono modificare, diciamo così, la si dice una deviazione, palla che resta lì, ragazzi. Sì. Matarese, si va da Benzad, arriva Pires prima di tutti. Matare, mamma che stop di Mazzon, stop a inseguire e poi già con lo stop ha fatto fuori un avversario. Mazzon, mamma mia, tanta roba. Rimessa dal fondo, va a calciare Pires, però è storto, pallone. Era troppo. No, ha calciato col corpo rivolto verso i tabelloni pubblicitari. Benzad, spalle alla porta, c'è Dudu, dall'altra parte Matarese che mi sembra particolarmente ispirato. Poi si muove ancora, Aieta. Vediamo se Matarese. Bravo Matarese ancora da Benzad che libera Aieta. Modena un po' più coraggioso in questo frangente, si abbassa un po' Mestre Fenice. Aieta l'1 contro 1, vorrebbe andare in mezzo alle gambe di Crescenzo, poi l'ultimo a toccare è proprio lui quando manca 1 minuto e 44 secondi dentro Samuele Ceccon al posto di Gonzalo Pires per allungare, no? Nuovamente. È stato sfortunato in questo caso Aieta. Lorenzo, comunque io vedo una fluidità di manovra molto migliore, quantomeno una velocità di manovra molto migliore da parte dei ragazzi di Mister Nunzio Checa. La sfera quantomeno gira più velocemente, mentre Juninho si perde un attimo la sfera. E dicevo, comunque la sfera viaggia molto più velocemente rispetto, mi pare di capire, agli altri match. Su questo penso che abbiano lavorato molto in settimana i ragazzi di Mister Nunzio Checa. Ceccon non riceve, si va da Mazzon, la deviazione, anzi no, rimessa dal fondo, 1 minuto e 19, quindi sono esattamente 79 i secondi che separano le due squadre dall'intervallo. 2-1 per Mestre Fenice che in 40 secondi ha del tutto poi ribaltato quello che era il vantaggio di Dudu Costa. Benzad contro Moscoso, c'è Matarese, Dudu. Benzad va a calciare, anche un po' sfortunato qui nel non inquadrare lo specchio della porta. Akram Benzad. Sì, si è portato dietro l'uomo Dudu Costa nell'incursione, quindi Benzad è riuscito a circumnavigare, no, il proprio marcatore e a cercare questo tiro sbilenco, ma che poteva impensierire, mentre il quarto fallo è di Moscoso. Anche qua ha rischiato l'ammonizione, esperienza per il numero 14 ospite, che prende l'ammonizione, mi parso di capire. Sì, ammonito Moscoso. Sì, ammonito Granci Moscoso. Deve portarlo anche su questo, deve essere portato anche su questo il match, perché comunque inizia, se non mi sbaglio sono 2 adesso le ammonizioni nelle fila dei Veneti, oltre Pires si aggiunge anche Moscoso. Aieta, 45 secondi, Juninho alza. Andare sul 2-2 sarebbe un'altra cosa comunque. Oro. Aieta, c'è spazio. Però vedi quando gira velocemente la sfera, comunque dai la parvenza di poter creare più occasioni, perché se Dudu Costa ci arriva col pollice, quella palla lì te la può mettere dentro. Può arrivare comunque sempre un'occasione importante anche da queste palle che possono sembrare superflue, tra virgolette. Mamma mia, attenzione Aieta, questo pallone poi non si capisce. Ceccon si lamenta prima che la sfera esca, tra l'altro. Matarese da Juninho, c'è forse un'occasione per il Modena, 20 secondi alla sirena. Matarese, c'è spazio, si va sul secondo palo, attenzione, palla fuori, Mazzon, c'è l'1 contro 1 con Juninho. Mazzon
Lo centra, bravo Giuninho. Attenzione perché mancano ancora 10 secondi comunque. Sì, c'è una rimessa laterale a favore del Mestre Fenice, 10 secondi, 2-1 per i lagunari in questo caso. Vediamo chi la viene a E battere. passano qua 20 secondi almeno dal momento in cui 7. C'è Con, 1 contro 1 con Matarese, se la sposta e calcia, poi Giuninho, vediamo se va lunghissimo, ci prova, ma non c'è più tempo. 2-1 per Mestre Fenice. Hanno ribaltato tutto i giocatori in maglia arancione dopo l'iniziale vantaggio di Dudu Costa. Ci fermiamo anche noi per qualche minuto, poi torniamo per il secondo tempo.
Ben ritrovati dal Palazzetto dello Sport di Cavezzo, dove abbiamo deciso ufficialmente che quest'anno a Modena non si festeggerà Natale, ma si pensa ad una gita a Lourdes, perché per il momento in porta ci va Rondini, perché Giuninho ha un problema, io credo al flessore, perché sono andato giù negli spogliatoi a indagare, no? E l'ho visto... Toccarsi il flessore? No, l'ho visto che facevano terapie sul flessore e... Sì, insomma, la parte posteriore della coscia, quindi ora non... E quindi in porta c'è l'esordio di Gabriele Rondini nella partita, quindi diciamo un momento tutt'altro che positivo in casa. No, esordio nella partita, Presi. Era entrato anche l'ultima in casa per qualche secondo. Mazzon. Primo possesso della ripresa è di Mestre Fenice. Pires. 1 contro 1 con Banzad, Pires, mamma mia. allora, lo diciamo sottovoce, per quanto sia un grande calciatore, questo non lo mettiamo assolutamente in dubbio. La prestazione però Sì, non di è- oggi non non è è- sicuramente alla sua altezza. No, no, non è... Fino ad ora, poi magari 10 secondi ci smentisce. Aieta. Cuomo, Pires e poi Cuomo, si continua a giocare. Maltauro, Bailati, Rondini. Si scalda le mani. Pires voleva la sfera in precedenza, Mazzona forse ha atteso un po' troppo prima di guardare in banda a sinistra l'avanzamento di Pires, ha preferito servire il compagno alla sua destra. Scodellato il pallone per Pires che la Eccolo lo spedisce- schema di cui No, parlavo. la spedisce all'indirizzo di Ciao Tonino. Cambio di gioco di Dudu Costa, Intelligente, sì. complesso, ma Bailati. Mazzon. Ancora Bailati, c'è Pires. Bailati che si sposta, quindi va ai lati. Terrificante, mamma mia. Ha rimesso in gioco la sfera il Modena Cavezzo. Cuomo, Dudu Costa, Aieta da Dudu che scodella per Benzad. Bravo Bailati che ha circostanza ad anticipare Bensad. Che chiusura, che intervento. No, comunque sono molto contento del percorso di Akram in questa categoria, Sì. perché Sì, cioè sta dimostrando che ci può che stare. ci può stare tranquillamente, sì. 6 gol tra l'altro per lui, che adesso se non vado errato. Ancora Benzad, eccolo, dai, ecco, secondo me una cosa sì. nella quale deve un po' migliorare è che Il timing no, forse. fa fatica a trovare i compagni quando riceve spalle dalla porta. Forse un movimento in questo caso, no, per aprire al meglio forse l'incursore sarebbe stato Ho l'ideale. detto anche che il Modena ha questi incursori strepitosi, Non ce li ha. no? A parte Anche perché ieri si è dovuto fare tutto il esatto, campo, di cioè. solito è Aieta, Sì. però E poi non può arrivare fresco comunque in una situazione come questa. Siamo sempre lì. però anche a cose normali, a parte campo che è abbastanza mobile, cioè, mancano Amarante e Martinez. Attenzione, Bailati. Maltauro calcia. Non sono, i due assenti non sono i tre, anche con Nikita, non sono tre incursori, tre entranti. No, però ti permettono comunque di tornare in maniera più Esatto. efficace. Cioè comunque tu in quella circostanza arrivi che sei già stanchissimo quando mancano 17 minuti e 50 al termine del match. Chiaro che ti possono dare una grande mano quantomeno, no? Ah, poi fai conto che senza Giuninho oggi non puoi neanche ora non puoi Non neanche puoi più schierare esatto, il portiere esatto. all'improvviso, insomma. Sono tante caratteristiche nel computo della squadra che vai a perdere. Maltauro, Cuomo e poi Rondini, bravo a chiudere evitando un calcio d'angolo ma spedendo il pallone in rimessa laterale.
Va a Mazzon, va ai lati. Pires, ecco, questo è un 1 contro 1 pericoloso. Infatti arriva subito la preventiva di Dudu. Mazzon deve uscire velocemente Cuomo. Maltauro vorrebbe il pallone. Cuomo però è bravissimo. Attenzione, pensa, vabbè. Stai facendo i 100 metri contro Noah Lights. Attenzione a Attenzione perché qua ci potrebbero essere gli estremi per il fallo, No, il fallo di Dudu. come il fallo di Dudu. Ma come fa a essere fallo al contrario? Ma cosa state guardando? Arbitro, io bevo e tu sei ubriaco, bellissimo! Questo è un fischio un po' che mi lascia un po' interdetto, ma insomma, tanto vale. Primo fallo del Modena Cavezzo, l'ha commesso Dudu Costa. Attenzione, Maltauro, seguiamo un attimo, Capri si è girato, Maltauro va ai lati. Mazzon, l'1 contro 1 con Cuomo, se la porta sul destro, Mazzon, Cuomo tocca, poi non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Anche perché quella era una riproposizione offensiva, era una transizione comunque molto importante perché poteva davvero essere 2 contro 1. L'arbitro ha deciso così, siamo al limite. Preferivo un non fischio, attenzione, Mazzon, poi Mamma mia, Dudu. preferivo un non fischio. Sì, non d'accordo. fischi niente, io accetto che anche perché comunque quella Dudu ci ha provato qui. Maltauro, Pires, il sinistro, mamma mia, Pires. l'abbiamo chiamato un gol pazzesco di Gonzalo Pires, però c'è non lo so, c'è secondo me da riguardarla questa azione, perché Dudu il colpo anche in questo caso lo prende, l'arbitro non fischia, insomma è un peccato perché ovviamente il Modena se l'ha riproposto bene davanti con 2 azioni, però insomma nulla di fatto. Siamo ancora qui a parlare di un gol preso purtroppo dal Modena. Palla lunga di Rondini per Ben Saad che la mette giù, poi c'è Bailati che la tocca, bravissimo sia Rondini nel dare il pallone. Io sono convinto che un paio d'anni fa Rondini sto pallone coi piedi lo spediva a Concordia, mentre oggi insomma Cuomo, c'è Mazzon, Rondini ancora lungo, Daieta ha tenuto in campo il pallone, Ben Saad. Bella questa azione comunque. Bella questa azione, è un peccato per il gol splendido, tra l'altro dobbiamo dirlo, di Gonzalo Pires, che Mamma mia, l'abbiamo chiamato poco fa, insomma una partita non bellissima, poi giustamente l'abbiamo chiamato, quindi ci ha smentito subito. Bella anche l'esultanza, secondo me con tanto rispetto nei confronti comunque di quella che è stata la sua casa per tanti anni. Sta di fatto che il Modena Cavezzo prende il terzo gol in circostanze che dispiacciono, diciamo. Ben Saad, c'è Dudu che può calciare, Pires, Bebettini, attenzione, mamma mia, lascia lì per Mazzone, che lucidità Dudu, poi Pires taglia Vailati, Maltauro, su di lui Ben Saad, Pires, 15 minuti e 20 da giocare sul cronometro della ripresa, Vailati, Mazzon, su di lui Cuomo, Bebetigno, ancora da Mazzon ancora che... Mamma mia, Cuomo cosa va a togliere, cosa è andato a togliere Lorenzo Cuomo, fantastico in tackle. Torna in campo Barnababui, Bebetigno calcia Rondini, poteva fare pochissimo Rondini, se non niente, sul gol di Pires. Attenzione a Bui, il sinistro, Rondini, palla che resta lì, mamma mia ragazzi, mamma mia, Bebetigno, 4-1 di Mestre Felice. Poi il frutto di quello che è stato maturato in precedenza. È chiaro che si perde di lucidità, di concentrazione quando si prende anche il 3-1 così, e poi finisce che anche in queste circostanze qua Bebetigno non ti perdona. 4-1, adesso è molto molto difficile risalire la china per i ragazzi di Mister Nunzio Checa. No, ma poi piove sul bagnato, cioè
Parata, ok, Rondini comunque riesce a metterci una pezza, Ben Saad. Mamma mia, cosa ha fatto Ben Saad, signori, tutti in piedi, un gol da antologia. Mani nei capelli, mani nei capelli, mani nei capelli. Per quanto possa finire questo match, Lorenzo, questo è un gol che ci ricorderemo sicuramente per tutta la stagione. Questo almeno. è un gol clamoroso di Ben Saad, che comunque ci regala una partita al Palazzetto dello Sport di Cavezzo. Anche lì Rondini para, poteva respingere lateralmente, anche però la palla termina esattamente sul piede di Bebetigno, che trova il palo e fa gol. Piove sul bagnato in casa Modena. Quelli sono i dettagli, gli episodi di cui hai parlato in conferenza stampa pre-partita con il mister Nunzio Checca, che parlano della fortuna e della sfortuna. È chiaro che in questo caso la fortuna ha baciato, diciamo, Mestre Fenice, però le circostanze insomma se le sono andate a cercare. Qui si prende la munizione Tommaso Lozano, giusta perché non rispetta la distanza, però la rimessa a me sembrava palese Modena Cavezzo. Detto ciò, sono dalla parte opposta del campo, quindi l'arbitro l'ha visto meglio di me. 4-2 per Mestre Fenice, il gol di Ben Saad Peggio di Orsato! regala un po' di speranza al Modena Cavezzo, che insomma si trova sotto di 2 gol. Qui Bui è andato di testa svettando su Matarese, ritorna Campo. Alza la sfera, poi Bui su Crescenzo, capitano di Mestre Fenice. Matarese, vediamo se va da Lozano, sì, così è. Matarese ancora, c'è Campo, si va da Ben Saad, di prima, di testa Ben Saad, bravo Moscoso a contenerlo. Crescenzo. Guarda come chiama l'ingresso di Lozano, da parte di Lozano Ben Saad, perché non ci sta a regalare neanche un metro agli avversari per cercare di recuperare i palloni che possono essere importanti. Bravissimo Ben Saad ancora, mamma mia, un guerriero quest'oggi. E qua c'è un altro fallo che non viene sanzionato dall'arbitro. Bui, l'1 contro 1 con Ben Saad, se la porta sulla sinistra, è entrato Campo. No, mi dispiace. Ha perso il polso della situazione l'arbitro Lorenzo, mi dispiace, ma ha perso completamente il polso della situazione, perché non può mai essere fallo questo. Viene ammonito mister Simone Nobile. Intanto c'è un guardiamo questo calcio di punizione affidato a Bebetigno. Ci sono Bebetigno e Bui sul pallone, si sgancia il 17, resta Bebetigno che va da Bui, gioco di gambe di Bui, l'ultimo a toccare è Campo. 13:34 da giocare, 2 i falli commessi dal Modena Cavezzo, 0 quelli di Mestre Fenice. Palla scodellata per Bebetigno che può andare col sinistro, la deviazione di Ben Saad. È Crescenzo che andrà a battere, Moscoso pronto a rientrare, Bui calcia, Rondini. Mamma mia, cosa ha bloccato! Dudu Costa alza le gambe anche Bui, Ben Saad scaraventa il pallone sull'avversario, torna in campo anche Dudu dopo un po' di assenza. Aieta, c'è Campo, vediamo se sprigiona l'1 contro 1 Campo, però non c'è nessuno che attacca mai il secondo palo a Modena. Bui, Bebetigno su di lui, Aieta, mamma mia Bebetigno come fa uscire questo pallone per Crescenzo che lo tiene in campo, si va dentro, tenta Bebetigno il colpo di tacco, deviazione e calcio d'angolo. Perché si infuria letteralmente con l'arbitro, perché dice che non c'è mai il tocco, lo rivedremo. Bebetigno
Dudu Costa corre Crescenzo a recuperare la palla. Diodoardo, ci eravamo anche dimenticati della presenza di Diodoardo in partita, era un po' che non lo nominavamo, comunque si fa sentire anche il numero 1 in maglia arancione. Però questo pallone scaraventato direttamente nella disponibilità di Rondini può avere un senso. Sì, adesso il Modena sta andando di foga letteralmente, no? Va a terra campo. Bebetigno su campo che commette fallo. Credo che Campo debba fare attenzione perché al prossimo intervento potrebbe arrivare un cartellino giallo per il numero 21 ex Bulldog Lucrezia, che è una somma, no, di falli che sta andando a commettere. Vailati, Bebetigno, su di lui Lozano. Più che altro, Lozano ammonito. più che altro Lorenzo non si capisce quello che è il metro arbitrale, consentimi di dirlo, perché stiamo parlando. Campo per me è fallo, però poteva esserci anche il fischio prima, no? Sullo stesso Alessandro. Cioè stai fischiando dei falli che possono starci e non stai fischiando dei falli che possono starci, quindi vorrei capire qual è, semplicemente senza critica, quello che è il giudizio degli arbitri in questa partita, il metro di giudizio. Rondini va a lungo, Bebetigno, c'è Lozano su di lui, attenzione, Campo interviene, Lozano, c'è Dudu Costa che non viene servito. Troppo Lozano lo ha egoista. visto, No, ha perso il tempo. No, doveva Ha perso il tempo. si è lasciato ingolosire, doveva servirlo un secondo prima, perché Dudu qua ti fai il 4-3 e la partita si riapre, non puoi permetterti queste situazioni in circostanze come queste, non puoi assolutamente farlo. Guarda che Dudu lo va a cercare con lo sguardo e gli dice anche qualcosa a Lozano. È stato egoista. Bebetigno lungo. Guarda però come adesso sta soffrendo Mestre Fenice, deve provare ad approfittarne il Modena, a far girare la palla velocemente, a cercare situazioni nei varchi giusti per cercare di fare male ai veneti. Adesso c'è la possibilità. Aieta però un po' congestionato lì Modena Cavezzo, guarda, spazi non ampi, messa al fondo giusta dentro Maltauro perché l'ha capito che bisogna allungare il campo. Attenzione, Rondini di testa, palla che resta in campo, Bebetigno, Maltauro, mamma mia, era difficilissimo qua, se avesse fatto gol in una circostanza come questa, chapeau. Sappiamo che è in grado di siglare anche queste reti, però questo è anche un po' lo specchio di quello che succede a Modena Cavezzo. Rondini esce per metterla comodamente in fallo laterale, la palla sbatte su un compagno e tra poco diventa buona. Cioè Rondini fa la cosa che deve fare, esce tranquillo per metterla in fallo laterale, stop. Vailati. Attenzione, Lozano è ammonito, deve fare attenzione qui, Dudu interviene, rimessa laterale a favore di Modena Cavezzo, cambio dentro Ben Saad, si scalda anche Matarese. Vediamo se Ben Saad, ringalluzzito dalla splendida rete di prima, riuscirà a creare ulteriori pensieri alla retroguardia veneta, mentre Aieta molto bravo ancora una volta in questa circostanza a stoppare tutte le cattive intenzioni di Maltauro. Rondini lungo da Ben Saad. Dove è andato a prendere questo pallone? Diodoardo, la parata, stava arrivando sul secondo palo Matanese, letteralmente on fire Ben Saad. Assolutamente, quest'oggi Ben Saad sta cercando di trarre il meglio da sé e anche dai suoi compagni. Dudu, vediamo se mamma mia, ce l'ha in canna questi tentativi di Dudu Costa. Peccato perché la palla si è alzata leggermente troppo. Maltauro, Aieta su di lui. E in questo caso l'arbitro non fischia il fallo perché siamo al limite. Hai avuto un attacco di sclerosi multipla che sei caduto così? Aieta, lungo, Ben Saad. Ancora vuole calciare Ben Saad, l'ultima toccata anche secondo me è lui. Anche secondo me è sua, è di Vailati.
poi il contatto, si tocca il volto Ben Saad. Gentile concessione poi di Mazzone nei confronti della retroguardia giallo-blu. Aieta, Ben Saad ancora, spalla alla porta, vediamo se serve Aieta. Sì, vada Aieta, calcia con la punta il numero 20. Mamma mia, cosa si è fatto Aieta? L'ha toccato Mazzone, Lorenzo. È stato toccato dopo il tiro. È un crampo, che cos'è? No, Cosa l'ha chiede? toccato, No, l'ha ma toccato. guarda cosa sta chiedendo, vedi, è qualcosa di muscolare. Si era visto subito che... No, perché visto il periodo, ogni giocatore che va a terra è... Dudu. Bravissimo Dudu in anticipo in questo caso. Vailati, su di lui Ben Saad, Matarese su Pires che intanto è tornato in campo. Stop di Pires. Vailati. Qui tocca Aieta perché Mazzone non riesce nel primo controllo. Bella cornice di pubblico al Palazzetto dello Sport di Cavezzo oggi. Davvero un po' più pieno del solito. Nove minuti esatti da giocare sul cronometro del secondo tempo. 4-2 a favore di Mestre Fenice. Maltauro, fallo, ha sbracciato il pivot di Mestre Fenice. Cambio, fuori Aieta, dentro Cuomo. Ancora quintetto nuovo per mister Nunzio Checa. Matarese qui non vuole rischiare in alcun modo e si rifugia in rimessa laterale. Si è un po' spenta adesso la fase di carica agonistica di Modena Cavezzo, che però qui recupera un pallone con... Cosa ha recuperato Pires? Un no sense, un recupero un no sense questo di Gonzalo Pires, che poi... Maltauro, attenzione a Maltauro, poi Pires... Cioè nel giro di pochissimo è riuscito ad accorciare di due tempi il recupero e di conseguenza la manovra in transizione per i suoi, davvero eccezionale. Uomo, Dudu, Ben Saad, spalla alla porta, palla che resta lì, vorrebbe calciare Ben Saad, ma intanto Diodoardo è arrivato a bloccarlo. Allora, secondo me questo è il duello che deve cercare di impostare Ben Saad, soprattutto su Vailati, perché ha le possibilità di poterlo saltare, mentre arriva il quarto fallo nel corso del secondo tempo del Modena Cavezzo. Quelli di prima però no, non era quella la trattenuta. Maltauro, c'è Mazzone che potrebbe ricevere, non si va da lui, Maltauro rischia qualcosa comunque tra le gambe di Matarese, bravo a trovare il tunnel. Poi ancora Mazzone, Bravo Rondini. Bravo Rondini. Bravo Rondini a chiudere lo specchio. Mi viene da pensare che Modena Cavezzo tra le poche cose, diciamo, che può sfruttare sia magari la sicurezza, forse in alcuni casi troppo troppo paventata da parte dei veneti, e che però è chiaro che quando trovano gli spazi giusti poi possono fare male sempre in qualsiasi occasione. Qui Vailati, forse con un po' di superficialità, cerca il compagno dentro Ale Campo. Dudu, Campo. Cuomo va da Ben Saad, che avrebbe un compagno da servire, eccolo, è Campo, c'è Dudu, spalle alla porta, poi cerca di girarsi, calcio d'angolo. Si alza Dudu, calcio d'angolo a favore del Modena Cavezzo. 7:15 da giocare, 4 i falli commessi dai padroni di casa, solo uno dai lagunari. Palla scodellata per Ben Saad che può calciare. Diodoardo in due tempi fa sua la sfera.
Cuomo. Non c'è stato neanche un time out, se non ricordo male, nel secondo tempo. No. Ti ricordi? Mamma mia, attenzione, Campo fa sulla sfera contro Pires. Già questa è una notizia, perché insomma resistere a quelle pressioni. Cuomo salta il diretto avversario, palla che resta lì, attenzione Maltauro, c'è solo Benzat, sta arrivando anche Campo su Maltauro, viene chiuso il numero 9, Dudu recupera la sfera, poi decide per una soluzione che comprenda un po' di calma in più. Non vedo una maglia del portiere di movimento in panchina Modena Cavezzo, si rialza Aieta però. Benzad, c'è l'1 contro 1, Benzad calcia, non c'è nessuno sul secondo palo, ha ragione però, va attaccato prima quel secondo palo. Va attaccato il secondo palo assolutamente, anche perché Benzad ha trovato il tempo giusto. No, assolutamente niente, non può ogni volta inventarsi un gol come ha fatto nell'occasione del 4-2, qua in questo caso Cuomo sappiamo che non è facilissimo per via della dispersione di energie che questa partita ha causa, però una soluzione la si deve trovare. Mamma mia che brutta palla, e questo è già munito Pires, È già munito Pires. È già munito Pires. È già munito Pires. L'arbitro non se n'era accorto, forse tira fuori il rosso adesso. Non se n'era accorto, termina anzi tempo la partita di Pires. Termina anzi tempo la partita di Gonzalo Pires. Contro chi giocherà la prossima gara, Mestre Fenice? Capiamo quale partita salta Gonzalo Pires. Pires salta Mestre Mantova. Pires salta Mestre Mantova. Sacrosanto il fallo, sacrosanta la doppia. È un giallo che questo qua non puoi non dare, dispiace. Dispiace che salti la prossima, ma intanto il Modena ha 2 minuti a partire. Non capiamo sinceramente, diciamo, le polemiche no. No, è dispiacere perché salti la prossima importantissima sfida. Però insomma Cuomo su di lui, Crescenzo, Cuomo ci mette una vita e mezzo, Aieta può sul pallone, Dudu Costa, il Modena la riapre subito, in 20 secondi l'ha riaperta il Modena. Il Modena l'ha riaperta in 20 secondi con la doppietta di Dudu Costa e quindi Mestre Fenice paga dazio carissima, paga dazio immediatamente la squadra lagunare. Bravi e intelligenti in questo caso a non farsi prendere dalla foga. Cosa geniale, stop il pallone, stop and go. Esatto, aspetta l'inserimento a porta vuota di Dudu Costa, la serve e gli serve praticamente il gol. Adesso è un'altra partita, 4-3 è un'altra partita. Ma poi in 20 secondi il Modena deve provare a sfruttare questo atteggiamento il Modena Cavezzo, a rimanere settato con la testa e soprattutto non farsi prendere dalla foga come è successo già in altre partite in precedenza, perché adesso mancano 5 minuti e 35, stai affrontando una delle squadre più forti del campionato e sei lì che te la giochi. Attenzione in transizione, c'è Aieta da poter servire, Aieta va sul secondo palo, Dudu! Ha segnato Dudu! L'ha ripresa il Modena! L'ha ripresa Dudu Costa! signore e signori, giù il cappello a questo giocatore straordinario, segna in qualunque occasioni, con qualsiasi parte del corpo, esplode il palazzetto dello Sport di Cavezzo. Il nome è Dudu Costa, è sempre lui un giocatore pazzesco.
E adesso si è fatto sentire anche il palazzetto dello sport di Cavezzo, perché l'ha ripresa il Modena. Il futsal è una partita a scacchi, Gabri. Il futsal è una partita a scacchi. Attenzione! Benzad che calcia anche, non c'è la deviazione però di Bailati. E adesso l'inerzia, la carica, il furore. È tutto dalla parte del Modena Cavezzo, che ha ripreso una partita che sul 4-1, diciamolo, sembrava morta e sepolta. Pazzesco Lorenzo, con la pelle d'oca. Penso sicuramente che ce l'abbiano anche i giocatori addirittura, perché adesso è come se non fossero mai scesi in campo. Le energie spese non le sentono secondo me né da una parte né dall'altra. Entrambe le squadre vogliono vincere questo match. Sono sicuro che assisteremo Al gol della Mestre Fenice. ad uno dei finali più entusiasmanti, il gol della Mestre Fenice lo testimonia. Manca ancora tanto però. Sì, il gol di Mestre Fenice però è clamoroso, è clamoroso. E succede sempre così Lorenzo, perché riprendi una partita che sembra impossibile da riprendere, perché era impossibile questo match da riprendere. Parliamoci chiaro, 4-1 contro una delle squadre più forti del mondo del girone di Serie 2 Elite, con tante defezioni. Arrivi al 4 pari, provi, no? A mettere il muso in avanti. Mazzona, Dudu, mamma mia, Dudu Cosa voleva fare? Poi la rimessa laterale a favore di Mestre Fenice, però manca quel, non lo so, quel grip, no? cioè nel giusto. tempo che Campo ha fatto i 2 colpi di testa, ma Secondo me questo non è un discorso fisico Lorenzo, quello è un discorso mentale. È un discorso mentale, perché se tu riesci ad applicare la stessa forza mentale che hai applicato per cercare di riprendere più volte, non solo questa partita ma più volte nel corso del campionato, le situazioni di svantaggio, anche quando sei in parità, questo gol non lo prendi. Certo che poi possiamo parlare di atteggiamento tattico, magari mancanze difensive di un singolo piuttosto che Ma metti te nel culo le mani te! Che cazzo fai? Guarda in campo e allenati! siamo a 4 minuti dal termine dell'incontro. Eccolo il portiere di movimento Lorenzo. E c'è Benzad con la maglia gialla del portiere. Cuomo, Dudu, vediamo se calcia. Dudu, non c'è la deviazione, no, rimessa dal fondo. E sono sempre più convinto che queste situazioni deve potersele creare, e deve poterle creare il Modena Cavezzo. Modena Cavezzo che guarda, non vorrei, però quest'anno col portiere di movimento si è tolto delle soddisfazioni. Modena Cavezzo, Cuomo va in area di, mamma mia, di Edoardo. Cosa ha preso di Edoardo? Tanti applausi per lui, davvero bravissimo di Edoardo a chiudere lo specchio. Davvero una gran parata di Occhio a Edoardo, Benzad. che è di nuovo in campo, schiera di nuovo portiere di movimento in Modena. Dudu, Benzad, Lozano, va da Aieta per Cuomo, Bebetigno, Rondini bravissimo a tornare in porta. Chi ha problemi di cuore questa partita non la può vedere, nel senso che davvero stiamo assistendo ad emozioni da una parte e dall'altra in maniera spaventosa. 5-4 Mestre Fenice, 3-12 da giocare. Ha avuto la chance per pareggiarla. Cuomo, la sparata alta, Bebetigno col sinistro, ma quanto spazio per Bebetigno. Poi la palla carambola sul palo e sulla schiena di Rondini, stavolta fortunato in Modena Cavezzo. Attenzione, ancora 2 uomini di Mestre Fenice. Lozano lotta all'ultimo a toccare, è lui, quindi rimessa per Modena. Si va a lunghi da Lozano che tiene No. Devo ufficialmente dissentire.
da quella che è stata la decisione dell'arbitro mi assumo la responsabilità, perché questo pallone non è uscito mai. Mazzon su di lui, Dudu, Rondini bravo e attento, Bebetigno, Cuomo deve andare forte sul portatore di palla, vediamo se si va anche su Di Edoardo, sì, che va lungo, Rondini tocca e poi lungo ancora, bravo. Bebetigno, vediamo se calcia, vuole andare sul secondo palo, Cuomo, la palla resta lì per Bebetigno, poi Mazzon può calciare e Mamma mia, Cuomo, che intervento con il cuore, Cuomo davvero bravissimo. 2:12 sul cronometro della partita, restano soltanto questi da giocare. Qui Mattauro mette giù il pallone come se fosse la cosa più facile. E qua non si deve addormentare il Modena, deve fare in modo che Mestre Fenice non addormenti questo match, perché i secondi adesso sono dalla parte dei veneti. Deve cercare di, anche a costo di far fallo, anche a costo di 1:55 da giocare, anche a costo di rischiare di prendere un altro gol, sì, deve tanto cercare assolutamente di trovare il guizzo. Tanto credo che la differenza reti Modena Cavezzo non debba guardarla nei confronti di Mestre. Assolutamente no, assolutamente no. .55 da giocare, schiera il portiere di movimento, il Modena Cavezzo, è Cuomo con la maglia gialla, adesso non Ben Saad. Lozano, attenzione, Ben Saad, Aieta, però non capisco perché non... Lozano, Cuomo, Lozano, Aieta, Ben Saad, vediamo se calcia, no, Lozano, Dudu, Aieta, palla dentro, porta sguarnita, sfera che resta. Incredibile, anche la sfortuna adesso ci si mette mentre fa fatica a recuperare Cuomo. Bravo Ben Saad. Evita che il pallone entri, poi Lozano palleggia. Cosa ha fatto Lozano in questa circostanza? Davvero bravissimo. Lozano si è immaginato su una spiaggia di Copacabana. Probabilmente sì. O con Lari a fare un po' di calcio tennis. Altro Lari, cambio di squadra, poi ne parliamo. Ben Saad, sfera che termina fuori, deve correre Cuomo che decide invece di andare in porta. Mazzon si allunga il pallone su Dudu, Mazzon è l'ultimo a toccare, Mazzon. 54 secondi per le speranze di Modena Cavezzo. Cuomo, Aieta, Ben Saad, schiera il portiere Modena Cavezzo per gli ultimi 43 secondi di gioco. Ben Saad da Dudu Costa, c'è Mazzon, ancora Ben Saad, Lozano, ci sarebbe Aieta da servire, non lo serve Lozano. Devono accelerare i tempi ragazzi di mister Nunzio Checa, assolutamente, cercare di scovare il punto giusto, il varco giusto, perché non c'è più tempo, devono provare le incursioni. Anche più giovani, buttarsi dentro in un qualche modo, perché un gol in più, un gol in meno cambia poco in questa circostanza. Ben Saad, 16 secondi, Lozano. Guarda Dudu che si incumea. Eccolo! La deviazione, calcio d'angolo, 11 secondi. Non penso sia calcio d'angolo, ma rimessa. No, calcio d'angolo. Ben Saad, seguiamo Ben Saad. Cuomo gira da Ben Saad, Cuomo da Aieta, dentro per Lozano, palla fuori, 3 secondi.
ultimi 3 Credo che secondi. la scala venterà verso la porta. Dudu calcia vai lati, un secondo. Nunzio Checa infervorato. Butta tutto verso la porta, ancora 2 decimi, ma è game, set e match. Mestre Fenice batte Abbiamo assistito ad un fine primo tempo, ricordo, con un gol annullato. di un gol annullato, forse proprio a Lozano se non erro, nella Sì, scorsa sì, a stagione. Lozano, sì, ma 2 decimi sono francamente troppo pochi. Dudu va dentro ed è finita, vince Mestre Fenice. Una bellissima partita che il Modena era riuscito ad acciuffare sul 4 pari e poi una disattenzione difensiva consente ai lagunari di inseguire il sogno promozione diretta, ma la settimana prossima in casa contro Mantova non ci sarà Gonzalo Pires. Gabri, è stato un piacere commentare questa gara con te. Piacere è stato reciproco, Lorenzo. Permettimi di fare un plauso alla prestazione di questi ragazzi quest'oggi, chiaramente anche a Mestre Fenice, perché hanno veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo contro una squadra che è pronta, possiamo dirlo, comunque per lottare con in questo caso Mantova e Sporting Altamarca. Probabilmente Pordenone anche se riuscire a recuperare il terreno perduto, ma davvero tanto sfortunata quanto eroica la squadra di mister Nunzio Checa. Vediamo se l'ultima partita prima di Natale insomma possa portare un regalo, no? Agli emiliani. Una buona serata e grazie a tutti quelli che ci hanno permesso di svolgere questa diretta.